Buongiorno, io sono Claudia Gambino e rappresento il progetto Egitto Veneto, un progetto fatto dall'Università di Padova e dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Ci occupiamo di catalogare oggetti egizi e in questo caso abbiamo anche in parte aiutato a valorizzare questa collezione che è tra le migliori presenti in Veneto e che conta anche due mummie. La mummia di donna, una giovane donna tra i 18 e i 25 anni, con accanto la mummia di un bambino. Si è pensato che le due fossero collegate, fossero madre e figlia, ma in realtà non è possibile perché dalle analisi mediche fatte risulta che, pur avendo una datazione simile, la donna non abbia mai partorito. Quindi, come dire, è impossibile che le due siano madre e figlio. Lasciamo l'ipotesi aperta che potessero essere magari imparentati in una qualche maniera o provenissero dallo stesso contesto funerario, però purtroppo in mancanza di dati questo possiamo dire che intanto non sono madre e figlio.